L'ennesima beffa italiana. È stato fatto un bando del Ministero dell'Interno con 850 milioni di euro, tante risorse, a favore degli enti locali per la messa in sicurezza di edifici e le opere pubbliche. Tantissimi comuni hanno fatto domanda, quasi 6.000, e sono stati dati dei criteri. E cos'è la base di tutto il criterio principale? Quello del disavanzo di amministrazione. Quindi i comuni che hanno deciso peggio le risorse pubbliche, i propri bilanci, vengono beneficiati. 150 milioni la quota di quest'anno, 300 l'anno prossimo e 400 milioni nel 2020, e in questi 150 milioni sono state accolte 146 domande di 54 comuni, solo 4 al nord. Ma se si va a vedere l'elenco che è pubblicato, si vede che il primo comune, che porta a casa 5 milioni di euro, ha un disavanzo, cioè un buco di bilancio di 11 milioni di euro. Il secondo un buco di 5 milioni di euro, il terzo di 32 milioni di disavanzo. Allora è da anni che tutti i comuni hanno delle regole, il patto di stabilità, bisogna rispettarle, gestire bene, si parla di enti virtuosi. Cosa succede? Che il Ministero a chi dà i soldi? A chi gestisce bene la cosa pubblica? No, li dà ai comuni mal gestiti. E questa cosa va cambiata ed è per questo che abbiamo presentato come Lega Lista Zai una mozione per chiedere al Presidente della Giunta regionale e a tutti i parlamentari di cambiare per gli anni successivi e se possibile anche di quest'anno questo criterio. Penso che anche invece un solo progetto finanziato sarebbe una cosa corretta, ma che si vengano a premiare i comuni ben gestiti. Perché se noi lanciamo un messaggio che i soldi tanto li diamo, al di là di come gestire la cosa pubblica, è totalmente sbagliata. Non è neanche perché poi i dati si evincono oggi, i soldi vanno quasi tutto al sud, ma è una battaglia non tra nord e sud, è una battaglia tra chi gestisce bene la cosa pubblica e chi la gestisce male. Bisogna incominciare a premiare il merito, il rispetto delle regole. È questo che quello paese non va, per cui oggi il Veneto, che chiede fortemente l'autonomia, anche da questi segnali dello Stato centrale dice che abbiamo assolutamente ragione. Speriamo e mi auguro che tutti facciano la propria battaglia per cambiare questo provvedimento, ma cambiare totalmente il modo di gestire la cosa pubblica. Si premia il merito, la responsabilità, l'autonomia. Questa è la battaglia che noi faremo con forza, che oggi qui abbiamo comunicato con la mozione.